E quando sono le 16:35 e 31 secondi siamo tornati in diretta su Cusano Italia TV 264 del digitale terrestre, ma dal 4 dicembre saremo sull'122. Lo sapevi, caro Massimo Bomba? No, è che devo E sapere. adesso io te l'ho detto in diretta. Mo mi perché dai pure i cambiamo. numeri. Approfitto di Massimo Bomba che ci racconterà ancora gli altri 6 segni, l'oroscopo colto. Approfitto un attimo di te e del tuo spazio per ricordare il nostro televoto. Quindi sul 342 627 5717 potete votare i nostri ragazzi del contest Io Canto Per con questi codici. Andiamo anche con le schede. 01 Harley Joy, con il codice 02 Luca Segnalini, con il codice 03 Alessandra Badulescu e con il codice 04 Catalina Galbau. Ricordo ancora il numero 342 627 5717. Mi raccomando, solo messaggini con il codice, non telefonate, vi prego. Tu hai votato mai qualche ragazzo che è stato qui? Non mi ricordo più. Ecco, no, non l'hai fatto. E vabbè, questo è grave, dalla prossima settimana lo dovrai fare. Va bene, adesso voto tutti. Certo, so, noi siamo tutti. qui, dobbiamo essere imparziali. O lo diamo a tutti o a nessuno. Certo. Andiamo con i prossimi 6 segni. Allora, dunque eravamo rimasti alla Vergine, sì, credo, dobbiamo sì. cominciare dalla bilancia, che si stanno godendo questo passaggio di Venere, quindi quelli della terza decade sono i super favoriti e si sentono bene perché quando passa Venere migliora il nostro tono, anche quello dell'umore e quello del fisico, migliora un po' tutto, perché Venere è anche un pianeta bello sostanzioso, perché chi è nel commercio, chi fa l'artista, chi produce l'arte, magari la vende anche meglio, perché Venere è comunque un pianeta che favorisce in tutti i modi possibili. E migliora anche e soprattutto la salute, quindi quando c'è lei che si mette che ci tocca qualche punto giusto, risolviamo delle problematiche. Sì, è molto interessante il pianeta Venere. Gli antichi stavano a guardare sempre questi qui, perché gli antichi li potevano vedere fino a Saturno, perché gli altri non si vedevano, no? Quindi Venere, Marte per la guerra, Venere per l'amore, per i parti come con la Luna, e Mercurio per i commerci, gli accordi militari, per le collaborazioni, insomma Mercurio era proprio il collegamento, erano quelli che studiavano di più per cercare di avere delle informazioni, ecco. Poi lo Scorpione certo, ha avuto un quarto d'ora di fuochi d'artificio perché tutti i pianeti sono passati, adesso è un po' rallentato perché i pianeti sono usciti. La buona notizia è che tra poco arriverà Venere e allora avranno un periodo in cui i sentimenti saranno rivalutati. Fino adesso si sono impegnati molto nel lavoro, nel confronto, nella guerra, perché hanno avuto anche Marte di transito e lo Scorpione è un po' come l'Ariete, anche lui sta un po' sempre in guerra. Anche lui gli piace confrontarsi, hanno bisogno così di far sentire la loro presenza, si devono distinguere, ci tengono, ecco. I Sagittari stanno ospitando Sole, Marte e Mercurio, quindi sono in piena attività. Stanno commerciando, sono pieni di iniziative, hanno l'energia giusta per muoversi. I Capricorni hanno abbassato un pochino il tono perché prima erano più sostenuti dai pianeti nello Scorpione e dalla Venere nella Vergine. Adesso Venere in aspetto negativo, magari stanno sempre facendo qualcosa perché Giove sta in Toro insieme a Urano e quindi possono produrre. Però magari ecco, non si sentono molto in sintonia con i sentimenti, non si sentono molto amati, diciamo così. Gli Acquari invece, a differenza dei Capricorni, si sentono amati ma non vanno tanto bene per le attività perché appunto c'è Giove che sta sempre quadrato nel Toro e quindi stiano attenti a quello che firmano, stiano attenti ai soldi che gli promettono e che non gli daranno, perché quando Giove è in aspetto negativo ti fanno vedere ciò che non è, ecco. E poi i Pesci hanno cominciato questo transito di Saturno che ce l'hanno in casa però, e quindi significa che piano piano matureranno e rivedranno le loro posizioni, diciamo così, ecco, per indorare un po' la pillola. Perché proprio non è un periodo esaltante perché i pianeti in Sagittario fanno un aspetto negativo
e quindi proprio al massimo non stanno, diciamo così. Quindi buttatevi sugli affetti sicuri, andate sugli amici, quelli di vecchia data, andate nel passato, che lì avete un porto sicuro dove rifugiarvi, che voi amate rifugiarvi. E poi ci saranno sviluppi diversi, perché questo Saturno butta giù le cose, ma poi le fa rinascere in qualche modo, capito? Sono momenti di prova, diciamo così, ecco. Posso dire che la settimana scorsa ci sei mancato, posso dire solo quello. Mi è proprio mancato questo momento, questo brio. questo brio. Questo planetario con brio. Grazie per essere stato Prego. con noi, con il tuo oroscopo colto, e passiamo alla prossima rubrica, Pittori a confronto, con Mauro Rosso e la sua ospite. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pittori a confronto. Ecco, oggi vorrei citare un grande del secolo scorso, che è Vasilij Kandinsky, che diceva l'arte oltrepassa i limiti i quali il contemporaneo vorrebbe comprimere, ma traccia le basi verso il futuro. Ecco, su questa traccia ho il piacere di presentarvi la pittrice Federica Virgili, che è qui con noi. Grazie Federica di essere qui con noi. Sono veramente felice di essere vostra ospite. Ringrazio anche Radio TV Cusano, sono molto contenta di essere qui da voi, perché credo ovviamente che la cultura sia la base di tutto. Ecco, grazie di aver accettato il mio invito. Grazie e sei a te. qui con una tua opera che, quanto detto poc'anzi, fa intravedere un animo introspettivo il tuo, però con un carattere forte che traccia un'affinità anche con qualche elemento naturale, se vogliamo. Sì. Ecco, parlaci del tuo modo di operare, Federica, perché tu ho visto delle cose che fai, ho visto anche attraverso la tua mostra, l'ultima mostra in Art Gallery Gregorio VII, che colgo l'occasione di dire è una galleria importante a Roma, che ci dà spazio per poter esprimere le nostre idee. Tu sei legata come me alla galleria e quindi puoi parlarci di quello che hai fatto ultimamente anche con loro in seguito al tuo lavoro, insomma, che ormai da anni, no? Sì. Continua. Ecco. Allora, cercherò di essere breve. Certo. Ed esaustiva soprattutto. Allora, io penso di poter incominciare a parlare di me parlando anche della modalità con la quale io dipingo. Allora, io dipingo sempre a terra, potrei dire quasi in ginocchio, perché io ho bisogno del contatto con la realtà, con la concretezza. Penso che sia anche un sinonimo e un elemento che accomuna quasi tutti gli artisti, cioè quello di essere molto attaccata a quelle che sono, gli elementi della vita concreta. Non si può far finta che la realtà non esista, non si può essere indifferente a tutto quello che ci succede intorno, ovviamente. Come diceva ovviamente anche Kandinsky, il problema qual è? Il problema è che più la vita diventa spaventosa, più l'arte si fa astratta. Quindi qual è il nostro compito? Il nostro compito è quello di scendere nella nostra anima, cercare di elaborare quelli che sono i nostri sentimenti più profondi, ma che corrispondono anche a un inconscio collettivo, l'inconscio collettivo che è comune a tutti quanti, all'universo intero, e si rappresenta attraverso degli archetipi, che sono delle forme, dei simboli che sono comuni a tutti quanti e che rappresentano quelli che sono i nostri avi, quello che è successo a tutti quanti noi, quello che ci accomuna. E poi ciascuno di noi lo rappresenta a proprio modo. Io ho avuto questo grande dono di poter avere l'amore per la pittura e quindi mi rappresento in questo modo. Questo è il mio modo di rappresentare quello che io penso, quello che io ho dentro la mia anima e quello che mi connette all'altro. E lo faccio attraverso il colore. Lo faccio attraverso il colore perché innanzitutto rappresenta quella che è la vita. Tutti noi abbiamo bisogno di una vita colorata ed ogni colore rappresenta un qualche cosa in particolare.
per esempio il giallo, come in questo quadro, rappresenta il sole, l'estate, quelli che sono i sentimenti più alti della serenità. L'arancione ha anche un colore molto gioioso, insieme a tutti altri colori che non sono rappresentati in questo quadro. Adesso posso pensare per esempio al rosso, che è un colore forte d'energia. In questo modo io tendo a rappresentare quello che mi succede nel mio quotidiano, e soprattutto cerco anche di rappresentare quello che succede nella realtà di tutti quanti noi. Cioè, ecco perché dico che io sono connessa insieme agli altri, e quindi posso rappresentare quello che succede a me pensando che possa succedere anche agli altri e viceversa. Ecco, il fatto che tu dici quasi in ginocchio, no? Sì. Per l'operare. Sì. Jackson Pollock ha gettato le basi per srotolare la tela per poi girarci attorno, Sì. no? Creando una sorta di dripping, gocciolatura controllata. Ecco, l'operazione di inginocchiarsi a terra col dipinto è quasi un'operazione che facevano i madonnari. Ecco, quindi tu in un certo senso raccogli, come dire, centinaia di anni di azione pittorica, anche figurativa, avendo anche poi una gestualità, una manualità astratta. Ecco, nei tuoi colori si può sentire anche il sapore delle cose. Ecco, questo è il fatto importante, perché di pittori astratti, dopo la strada tracciata da tutti questi colossi, da Kandinsky, che è i primi del Novecento, però possiamo ricordarne anche qualcun altro che ha provato in maniera non vana di entrare in questa sorta di magma, no? Perché la pittura astratta è una sorta di specchio nell'interiore, è come rivoltarsi, ecco, così volgarmente, tra virgolette, come un calzino, no? Assolutamente Però sì. è chiaro che il pittore astratto, come un pittore figurativo come me, risente degli umori esterni. Ecco, è simpatica questa cosa del fatto che tu ti inginocchi, no? Perché già uno si inginocchia in chiesa la domenica o a messa, ecco, quindi diventa quasi una preghiera. Ecco, io in te vedo la preghiera sulla superficie. Questo è un fatto bello, importante, poetico. È così? Assolutamente sì. Ti dico anzi che io ho bisogno assolutamente di raccogliermi, di trovare dentro di me quel silenzio che mi permetta di scendere in profondità e di connettermi alla mia anima, a quello che io ho dentro, per poter esprimere poi attraverso queste forme e questi colori quello che ho, come dire, è un riassunto di quello che ho dentro, e quello attenderei essenzialmente. Ho bisogno di scollegare per un attimo la mente, di entrare nel silenzio per trovare dentro me stessa quelle che sono le mie emozioni. Questo è fondamentale per me. Certe volte lo faccio nel silenzio più assoluto, altre anche cantando, ascoltando la musica, che per me è fondamentale. Perché quando io mi immergo nella musica vengo assorbita completamente da quello che è come il ritmo della musica, che ha dei momenti un pochino più alti, più veloci, ma anche delle pause, appunto dei silenzi. E questo io lo rappresento anche in quello che è il mio tratto della pittura, con delle pennellate oppure dei colori un po' più forti o un pochino più lenti, con delle pause, e quello diventa il mio modo per rappresentare quello che ho dentro. Ecco, i sintomi della pittrice astratta ce li hai tutti, sì, quindi penso di sì. ecco, ricordi anche altri autori in questo caso, che me ne viene in mente uno importantissimo, che è Maurice Vlaminck, che era un pittore fauve, no? Diceva, se sei pittore guarda solo dentro te stesso, come un fatto primordiale. Ecco, l'ultima esposizione che tu hai fatto, hai raccontato su diverse superfici anche un carattere, come dire, goccioloso, tra virgolette, del colore. Ecco,
è stata una necessità o è stata una conseguenza anche a una sorta di forma che comunque tu avevi comunque nell'informe? Perché una superficie astratta, informale, è comunque una forma da gestire. Ecco, è in continua metamorfosi la tua superficie, mi pare di avere colto bene. Assolutamente sì, io non rimango ferma a quello che ho fatto anche nel passato o quello che faccio oggi, perché è una continua sperimentazione. Siccome io quando dipingo mi diverto, allora io seguo quello che è il mio divertimento. Che cos'è che mi diverte di più? Che cos'è che mi fa accendere il sorriso sulla faccia? Perché è proprio un atto fisico, io mi diverto. Allora, fino a che io mi diverto, io riesco a dipingere, altrimenti non posso farlo. Federica, allora Sì. colgo l'occasione perché sai, fare dei rimandi alla storia dell'arte non è un fatto scontato per trovare delle cose dette o descritte, ma per certificare il fatto che la storia del pittore nella contemporaneità, a volte non dobbiamo badare al passato, ma è l'unica strada verso il futuro, no? Ecco, pittori come Joan Miró affermavano il fatto che trovavano il senso ludico, il divertimento nel loro agire. Dopo tanti anni di lavoro avevano tracciato il Novecento guardando i bambini. Ecco, quindi la verità, tu stai confermando il fatto che il trucco è rimanere bambini. Sempre mantenere quella che è la parte... è come un gioco. Sì, assolutamente. A volte anch'io mi danno su una superficie, mi voglio esprimere al pubblico da casa, proprio vorrei far trasparire proprio nella telecamera il fatto che c'è anche un pathos, perché il pittore, a prescindere se sia astrattista o figurativo, è comunque a volte un eterno insoddisfatto, se posso usare questo termine, che non si accontenta. No. L'illusione del godimento, dell'aver realizzato un qualcosa, è un'effimera illusione, quindi tu stai ricercando, è un cercare, un cerca-trova e poi rompere, tagliare, cucire, tornare indietro. È questo che forse è quello che alimenta forse la rabbia o l'amore. Anche l'inquietudine di tutti quanti, perché noi siamo esseri assolutamente, cioè non siamo perfetti, siamo perfettibili e quindi anche nelle nostre opere rappresentiamo quello che noi siamo, e anche nell'astrattismo c'è questo tema della non perfezione e quindi dell'accettazione di quello che noi siamo, anche se il tratto non è preciso come siamo noi, chi se ne importa, accettiamoci, viviamo nel qui e ora e godiamo di quello che noi abbiamo. Ecco, tu hai delle opere in un catalogo, lo so benissimo, il nostro gallerista ti ha fatto questo elogio della tua esposizione. Ecco, parlaci della tua esposizione, poi dovremmo avere anche un'immagine del tuo catalogo che... Ecco, i colori dell'anima, ecco, lo vediamo sovraimpressione. Ecco, che raccolta è? Allora, è una raccolta ovviamente di alcuni quadri degli anni precedenti e rappresentano proprio quello che è il mio percorso, che non è mai uguale, perché io non sono mai uguale a me stessa in realtà, per fortuna, voglio dire, come tutti quanti noi, perché cresciamo, ci evolviamo, abbiamo nuove esigenze, ci divertiamo anche con cose nuove. E quindi rappresenta questo mio percorso, perché in realtà i miei quadri rappresentano esattamente quella che sono io. Mi rappresentano in quello che è il passato, in quello che è l'oggi, in quello che sarà il futuro. Non lo posso dire quello che sarà, lo vedremo, lo scoprirò vivendo. E per cui ci sono alcuni quadri che rappresentano proprio il mio inizio, che era stato proprio quello del puntinismo, della scomposizione del colore, dell'avvicinamento del colore l'uno accanto all'altro. Mi piaceva vedere come si creavano la luce, come si creava questo gioco di colori anche con linee. Dopodiché sono andata avanti perché io sono, per fortuna, sono cresciuta ecco, anche proprio alle io. tue spalle avevi una mia esperienza di visionista, ecco, sembrava un fatto casuale, ma è entrata proprio scivolata quell'immagine, quindi tu ti sei rifatta... Siamo perfettamente connessi. Ecco, quando parli di visionismo stai parlando di un qualcosa che è accaduto subito dopo l'impressionismo, quindi l'astrattismo
non esisteva, No. oppure se lo vogliamo trovare l'astrattismo, allora lo dovremmo trovare anche in Caravaggio 400 anni Assolutamente. prima, perché se elimini una quinta di un suo dipinto lo ritrovi. Quindi quando io ti ho conosciuta Sì. in Gregorio VII, tu mi hai detto: Mauro, io sono fondamentalmente autodidatta, Sì. però mi ha incuriosito il fatto che tu comunque hai fatto un percorso tramite sicuramente un logorio interiore, che quello è, sei riuscita a fare delle cose che altri nell'intera vita, anche con studi, vanamente ci sono riusciti. Ah, sei molto carino. E quindi è quello che voglio coronare oggi, in una giornata così particolare. Tu sei oggi la conferma che la donna vince nella vita e nell'arte, perché avete una forza, forse che ci sono meno pittrici rispetto agli uomini, ma quando la donna ci si mette, Artemisia Gentileschi l'ha dimostrato, no? Che è stata forse la più importante pittrice a ridosso di un'epoca dove tra vicissitudini vari neanche gli uomini riuscivano. E quindi viva le donne, viva l'arte. Mi Viva l'arte permetto su sempre. questo, su Viva le donne, viva l'arte, così di fare quello che faccio sempre, che si dice: ecco. irrompi. Abbiamo una foto dalla regia da mandare perché il tempo sta scadendo, altrimenti non ci riusciamo, ma siamo proprio al limite. Che belle interviste e che belle opere che ci hai portato. Che cos'è? È Torino Contemporanea. Quando? Torino Contemporanea è iniziata giorno 23, dove io espongo con 2 opere, organizzata da Art Gallery Gregorio VII, la galleria che dicevamo prima, a cura di Peter Manchi e Laura Scribano. Ecco, chi si trovasse a Torino può visitare il Museo MIT, che mi sta ospitando con 2 opere. Grazie Gio. Bene, grazie a Grazie voi in mille. questa giornata particolare molto sentita, e noi vi diamo appuntamento subito dopo la pubblicità di sabato pomeriggio. Grazie Mauro, e grazie Grazie anche alla tua mille. ospite. A tra pochissimo.